Allora, benvenuti e ringraziamenti per tutti coloro che sono intervenuti, anche coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Marta e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione del TAIUS. Il nostro ospite è professor de Derecho Agrario nella Università de La Plata e è l'attual presidente della Unión Mundial del Agraristas Universitarios. Benvenuto. Professore e presidente dell'OMAU, giurista come destino. Destino nel senso anche spagnolo di arrivo di un percorso. Quando hai sentito l'attrazione fatale per il diritto? Sinceramente, prima di rispondere voglio ringraziarti dall'invito anche all'Università di Udine e anche alla professoressa Maria Rita D'Odezio, con cui abbiamo avuto rapporti da molti anni fa nel diritto agrario. E sulla domanda devo dire che noi abbiamo la nostra facoltà di giurisprudenza di La Plata, dove ingressano più o meno 2.800 studenti all'anno, che diciamo sempre che sarai quello che devi fare o sarai giurista. Quindi praticamente questa un po' è una risposta che può sintetizzare, perché in realtà sono una persona molto interessata a molte cose, ero ecologista prima di cominciare l'università, quindi ero già versato sulle questioni ambientali, per esempio. L'anno della mia scelta, che dovevo scegliere la carriera, era l'anno che si ritornava alla democrazia in Argentina, quindi anche avevo cominciato a fare militanza politica, a partecipare nella politica. Poi pensavo anche alle relazioni internazionali, pensavo fare il diplomatico, e quindi avevo un po' di confusione, come penso che tante persone ai 16, 17, 18 anni possono avere, e quindi alla fine ho cominciato per questa carriera, lo studio di giurisprudenza, che sinceramente dal primo insegnamento mi ha un po' catturato, sì, e quindi alla fine sono qui. Senti Leonardo, io so che l'Italia ha svolto un ruolo importante nella tua formazione. Hai vissuto molto tempo in Italia, infatti si sente dal tuo ottimo modo di parlare. Perché una permanenza nelle università italiane, poi in una scuola superiore, ma non solo? Perché questa scelta di formazione, come dire, cosmopolita, ecco? Gli argentini siamo cosmopoliti, quindi non abbiamo molto bisogno che nessuno ci spieghi, c'è una naturale ricerca della questione internazionale. Penso che tutti vogliamo andare un po' via, anche prendere delle esperienze fuori, poi subito abbiamo nostalgia, vogliamo ritornare, no? Però l'emozione per andare oltre il paese è un po' condivisa da tutti. Ora l'Italia, io ho cominciato a studiare l'italiano penso 11 anni, quindi sono un po' collegato prima per la lingua e poi per la cultura. Anche se il mio nome e cognome sembra italiano, non vengo da una famiglia direttamente italiana, perché i miei nonni si erano separati, perché non c'era il divorzio in quell'epoca da molto giovani, quindi il nonno italiano è stato un po' assente, la cultura italiana nella mia famiglia è stata assente, però per le lingue, che avevo anche un'attrazione, ho cominciato a studiare diverse lingue, l'italiano è stata una delle prime, sì.
Quindi è stata una scelta giusta la tua, poi, alla luce del poi. Sì, perché la lingua mi ha consentito poi conoscere i giuristi. Tu sai che, non lo puoi dire tu, però la dottrina italiana è molto riconosciuta al mondo per il diritto agrario fondamentalmente. I nostri manuali in Argentina parlano del diritto al punto che anche i miei studenti a volte mi chiedevano: questo del diritto italiano lo dobbiamo anche sapere? Perché nei libri il riferimento alla dottrina italiana è sempre, quindi a volte i nostri cognomi si confondono e gli studenti non sanno se quello di cui si parla è un autore italiano o un autore argentino, quindi anche questo esiste. E venire, come tu parli di una scuola superiore, se la scuola Sant'Anna di Pisa, il professor Massar mi ha dato questa opportunità e sinceramente io conoscevo l'Italia già bene, però sempre avevo avuto la voglia sempre dicevo la stessa cosa: voglio essere per un anno per vedere le 4 stagioni di seguito, perché facevo viaggi da turista e volevo capire com'era essere un po' italiano, e quindi dicevo ormai posso stare almeno un anno. Poi la scuola mi ha offerto la possibilità di 3 anni e poi volevo anche rimanere, quindi certo. È stato molto... Senti, in questo viaggiare culturalmente ti sei mai sentito in difficoltà per una diversa formazione culturale? Hai detto giustamente che il tuo ricordo dell'Italia, insomma, nei primi anni della tua vita è stato un po' lontano per questa mancata presenza del nonno. Ti sei formato in Argentina in anni cruciali. In Europa e in Italia, dove hai viaggiato tanto, perché non ti sei fermato solo alla SUP, ma hai girato diversi istituti. Mi piacerebbe di capire se in quegli anni ti è stata fatta sentire una difficoltà per questa tua formazione diversa, difficoltà che oggi probabilmente sentono altri, no? Ma te che venivi dall'Argentina... Io sono stato più tempo in Italia fuori dall'Argentina, sono stato anche in altri paesi, mi innamoro un po' di tutti, questa forse è una versatilità mia, però quello che dici te anche è stato un po' così. Io pensavo, era arrivato un momento che ho pensato che io volevo essere italiano e gli italiani non volevano tenermi, perché sinceramente alcune volte anche si vedeva che era troppo sforzo dalla mia parte per sentirmi, come ti dicevo, volevo sentirmi italiano davvero. Io non cercavo gli altri stranieri, per esempio quando ero a Pisa cercavo di comprendere e condividere la vita degli italiani, però mi hanno fatto molte volte sentire che io comunque non ero italiano, ero argentino. E alla fine, quando sei stato accolto, hai mai sentito un senso di soffocamento a quel punto di andartene, di estendere a quel punto te i tuoi orizzonti, quindi di sentirti più libero, perché a quel punto ti avevano catturato dentro, diciamo, il sistema di una scuola superiore, rigoroso anche? In realtà accolto sono stato sempre, come straniero, che questa era la differenza. Quello che ho capito era quello che c'era una generosità per accogliere gli stranieri, ma poi la differenza si faceva un po' notare. Al punto di essere, come hai detto, il termine era, mi sono sentito soffocato. Un senso di soffocamento? Un po' sì, un po' quando sono tornato in Argentina. Conoscendoti lo immagino almeno. Un po' sono tornato in Argentina con un piano di ritornare, poi invece tornato a casa ho lasciato perdere la possibilità di tornare. Quindi qui. È stata giusta la scelta, è stato giusto il percorso, ma hai anche capito qual era il metodo, hai imparato un rigore. Ho imparato il metodo, il rigore di studio da una parte,
il rigore di vita anche, perché se non capisci che le scelte sono sempre le giuste, vai sempre contro qualche mura, no? Sì. Io per fortuna oggi te lo raccontavo, un po' questi cambiamenti di situazioni mi hanno obbligato un po' a fare parecchi anni di terapia, ma poi ho trovato il yoga, la meditazione, e poi ho imparato che siamo prodotti delle nostre scelte e non vale la pena pensare se sono state sbagliate o no. Ormai viviamo con quello che abbiamo fatto e penso che questa è una buona soluzione per stare bene con uno stesso e tirare fuori il meglio di qualsiasi storia che abbiamo vissuto. E questa meditazione che ora hai imparato a fare, questo distacco che hai imparato a prendere nei confronti delle cose, ha cambiato il tuo approccio nei confronti del mondo, nei confronti delle cose? Sì, assolutamente. Sì. Sono un'altra persona, penso. Sì. E anche nei confronti del diritto? No. No, con il diritto come scienza no, con gli studenti sì, per esempio, con gli studenti il livello di esigenza, poi capisci che le persone non sono come tu vuoi che siano e questo è molto importante di capire, non tutti lo capiscono così facilmente, no? E una volta una mia associata mi ha detto, io gli chiedevo di essere più attiva, di lavorare di più, di sforzarsi di più e lei mi ha detto: Leonardo, non siamo tutti come te. E questo veramente per me è stato tutto un insegnamento, no? Perché è così. Senti, Margherita Yourcenar nelle memorie di Adriano dice, rispetto a quando era molto giovane, aveva iniziato: sono sempre la stessa ma con più consistenza. È così, anche per me. I valori non si perdono, no? Ma l'esperienza di vita penso che è molto, molto importante. E vivere felice con se stesso, che penso sia la sfida, no? Parlaci un po' dell'Umau, presidente dell'Unione Mondiale Agraristi Universitari. Che cos'è oggi? Dalla nascita, molti anni fa, a Pisa, ad opera del professor Carrozza, fino ad oggi. Sono cambiate tantissime cose, no? E ti vorrei chiedere di illustrarci un po' questa situazione dell'Umau oggi. E ti chiederei, queste organizzazioni, in particolare questa associazione, viene da pensare se ha bisogno di un'anima concreta o è solo, come molti possono pensare, portatrice di sogni, spesso irrealizzabili, organizzazioni che male si concretizzano, insomma, no? Parlaci un po' dell'Umau, sì, come la vedi te? Sei diventato presidente ora, da pochissimo, sì. Sei di fresca elezione in Costa Rica, anche abbastanza travagliata. Sì, per cominciare devo solo spiegare che fanno parte dell'Umau i professori di diritto agrario, i ricercatori di diritto agrario, e è una brana che nel mondo non è la più popolare, quindi siamo una comunità piccola di persone tutte oltre intelligenti, oltre brave. Sono persone anche che hanno sempre avuto una esposizione alta, no? La professoressa preside Goldoni, che è stato preside, moltissimi sono stati presidi, rettori, deputati, quindi siamo ora pochi, ma un recentissimo rettore a Macerata, no? Ci facciamo sentire, diciamo, nella vita pubblica, e molti sono politici, giudici anche. Sì, hanno raggiunto posizioni. Giudici di Corte Supreme come in Celedoni, in Costa Rica, diciamo, è un gruppo molto interessante. Se c'è un sogno, il sogno, penso che come docenti, come professori, il nostro sogno è di non conservare la materia, ma più di quello, farla conoscere, visualizzare la sua propria importanza, che molte volte sentiamo che altri colleghi non la possono vedere come noi.
e aiutare moltissimi paesi dove ancora è la ragazza, la studentessa ha detto il rapporto con i diritti umani. È veramente così. Io dico sempre che il diritto agrario è il diritto di quello che facciamo tutto il giorno, mangiare, bere, godere di un ambiente saludevole. Ci intendiamo delle cose veramente della realtà, della vita quotidiana, della salute, quindi è ovviamente collegato ai diritti umani, allo sviluppo di moltissimi popoli. Ho fatto l'anno scorso un corso in Bolivia, ho dato un corso ai giudici, loro hanno tribunali agroambientali specializzati anche che nacquero direttamente dalla Costituzione boliviana. Di alcune di queste cose infatti ne parleremo domani nell'ambito del workshop. Ti volevo appunto chiedere, ci sono delle questioni scottanti che si è trovato e si trova ad affrontare l'UMAO, cioè questioni che fanno tremare i polsi, no? Perché si deve occupare di questioni che spesso sono motivo di guerre nel mondo. Sì, e per questo lo stesso motivo, no? Perché essendo cose essenziali alla vita dei popoli, molto legate alla politica e alle lotte anche di interessi. Io pensavo ora quando mi parlavi, mi chiedevi della situazione di Colombia, per esempio, un altro paese di America del Sud, dove alla fine dell'anno un plebiscito ha rifiutato un accordo di pace che, se tu leggi quell'accordo, è basato tutto su istituzioni di diritto agrario. Si propongono la riforma agraria integrale per la pace, risolvere il problema della Colombia. Parlano del cambiamento di coltivazioni lecite per coltivazioni illeciti. Cercano di formare i tribunali anche loro agrari per risolvere i conflitti. La gente purtroppo ha rifiutato l'accordo per motivazioni forse politiche contro, non so come non sono un esperto per analizzarle, però. Sì, una delle cose che ci si chiede più spesso è qual è la percezione del diritto e anche dello scambio che deve avere il diritto con altre discipline, no? Quindi dell'interdisciplinarietà che devono avere certe questioni nell'universo latinoamericano. Si capisce questa cosa? È percepita? Sì, anche qualcuno potrebbe anche criticare, perché noi abbiamo già una affezione più grande a incentivare i rapporti tra diritto, politica e economia, e alcuni confondono questo pensando che facciamo politica partidaria, politica, diceva Massar sempre, politica con la P minuscola anziché la P maggiuscola. Però sì esiste, e con l'ecologia, con l'agronomia. In America Latina e in Argentina c'è un altro problema, anche in Argentina in particolare, c'è il problema opportunità della globalizzazione. Cioè, a cosa mi riferisco? Al fatto dell'insediamento di tantissime imprese quali la Parmalat, la Barilla, la Nestlé, cioè tantissimi insediamenti di grandi industriali, no? Che occupano posizioni chiave nel panorama degli scambi, no? Problema opportunità, dico io, perché da un lato è una grandissima opportunità offerta dalla globalizzazione, ma mi viene da pensare se possa essere anche un problema questo tipo di insediamenti molto pesanti forse in certi territori. Io ci sono stata in Argentina, ho viaggiato in America Latina abbastanza, basta viaggiare per vedere, sì. Per capire, insomma, basta un po' guardarsi intorno per capire. Chilometri e chilometri di campi coltivati con le sementi della Monsanto, piuttosto che insediamenti bovini o di altro tipo, di altri imprenditori famosi che traggono da lì
quanto serve per certe produzioni e trasformazioni. Per voi è più un problema o anche un'opportunità? Perché non è così semplice, non è banale la questione, può essere... L'ultimo che hai detto, no? Però non posso rispondere per tutti, ci sono queste discussioni anche in Argentina, tu hai menzionato la Monsanto, tutti se la prendono con la Monsanto, però dico quanto contribuiscono le politiche di politici anche potenti e importanti che poi vengono un po', diciamo, fanno un po' il gioco a queste multinazionali. E quindi a volte mi sembra che è più una questione di opportunità, che si può prendere un vantaggio, ci vogliono governi più forti, più interessati a governare il giorno dopo giorno, di essere sopra le questioni e vedere come funzionano questi grandi multinazionali o conglomerati. È sicuramente un problema, è un problema anche di concentrazione economica, anche se fossero solo nazionali. Questo esiste qui, esiste in tanti altri paesi. Senti, nell'ambito di questo discorso mi viene a chiederti che cosa ne pensate dell'elezione di Trump. Mi viene da chiederlo. Sono di quelli che pensavo che sicuramente non sarebbe come diceva, però ora dobbiamo pensare... Non sarebbe stato eletto? No, che non riuscirebbe a fare le cose che diceva. E invece sembra ora, con i primi giorni, di sì. Pensavo che c'era un equilibrio maggiore negli Stati Uniti che potevano soffermarlo, e ora sembra per ora che no. E questo sicuramente stiamo tutti un po' attenti a quello che succede. Dal punto di vista commerciale se ne parla molto anche in Argentina, perché sembra che il presidente dell'Argentina aveva già rapporti commerciali di prima, si conoscono, possono avere dei contatti, o questo può facilitare anche rapporti economici. Ora si sta discutendo se l'Argentina può in qualche modo accogliere la situazione del Messico, che potrebbe essere un po' più condannato da questa situazione con le politiche di Trump, e quindi si muovono cose un po' per esempio sulla questione del Messico prima mi dicevi che potrebbe avere dei risvolti, nella sua negatività potrebbe avere per avvicinare i paesi dell'America Latina, sì. Poi tra l'altro i paesi dell'America Latina negli ultimi anni molti sono molto cresciuti economicamente, come prodotto brutto interno anche, e la capacità anche gli stipendi, il livello di vita. Quindi dicevo prima che forse non sono un mercato da non considerare come prima, no? Noi qualsiasi rapporto internazionale dell'America Latina, di qualsiasi paese, si rivolgeva subito agli Stati Uniti o Europa. Ormai forse tra di noi si può riuscire a avere un interesse più complementario, e poi siamo quindi paesi... Dovete fare protezionisti anche voi? Senti, io non ti posso dire perché non lo so, perché io su questo non voglio avere delle manifestazioni, perché non faccio il politico per me. Però sei interessato alla politica, sì, l'hai molto, detto. molto, però non la faccio io. Però ti posso dire che quando il governo precedente dell'Argentina è stato Kirchner a bloccare questo accordo con gli Stati Uniti. Marito o moglie? No, già il marito insieme a Chavez a Mar del Plata, in una città di Argentina, sono stati rispettosi anche con il presidente degli Stati Uniti, hanno un po' rifiutato la proposta che faceva lui del NAFTA, che era un accordo commerciale di libero scambio di tutta l'America, e quindi siamo stati protezionisti un po' prima. Ora è Trump che è protezionista, e questo un po' è quello che stupisce, perché uno pensava prima agli Stati Uniti come il portabandiere
del libero scambio, il libero scambio quando conviene loro anche, che anche può essere vero. Allora, alleggeriamo un attimo. Hai subito creato una task force. Come sei stato eletto non è passato nemmeno in un giorno. Ha indetto immediatamente una riunione il professor Pastorino e ha nominato segretario, vice segretario, consiglio direttivo, consiglio scientifico, tutto prima ancora che finisse il congresso nel quale era stato eletto. Cosa cercavi in questo gruppo, di cui peraltro mi onoro di far parte? Ecco, tu fai parte e poi è una realtà, siamo la nostra provenienza di molti paesi diversi che non ci troviamo più che una volta ogni 2 anni in un congresso. Però e quindi era un'opportunità. Molto, Era infatti era l'opportunità di prendere delle decisioni. Io penso che le cose si fanno in gruppo, questa è la mia metodologia. E pretendevo condividere con tutti le decisioni, era il momento, e poi Task Force, come ho detto prima, ci sono nell'associazione persone molto interessanti dal punto di vista della loro capacità intellettuale, ma anche dei suoi rapporti, dalla visione che possono avere mondiale di gestione. È un gruppo, penso, tipo di elite, no? Elite. Sì, e quindi si deve Ma tu cerchi più armonia, sì, lealtà, armonia. Mettere da parte i propri interessi personali? Cosa cerchi di più fondamentalmente? Cosa cerchi in questo gruppo che tu hai creato per creare appunto questa task force? Cosa credi di più? Delle qualità personali, e sicuramente collaborare o lavorare per il collettivo che è l'associazione, questo, perché quello che non mi piace più di tanto è le gelosie, o nell'ambiente universitario è molto frequente, no? Un po' di ego, troppo ego, perché un po' di ego all'università sì, ci vuole. Però tutti ci conosciamo e a volte non bisogna di presumere tanto davanti ai colleghi, no? Perché tutti sappiamo chi è chiunque. Senti, come lo utilizzi tu lo strumento della democrazia? Perché tu dici che sei molto democratico, però poi a seconda di come ti reagiscono le persone prendi le tue determinazioni. Come lo gestisci questa democrazia del gruppo? No, sono... Perché? Mi viene da chiederti, hai più metodo o più passione? Ecco, perché le due cose sono collegate. Reagisci? No, io sono molto razionale più che altro. Ho un impulso nella passione, perché sono molto... mi lancio assolutamente con le cose che faccio, però sicuramente sono più razionale e so mettermi un po' di obiettività, si può dire. Sì, obiettività. Vorrei iniziare chiedendogli dei suoi maestri. Lui ha avuto molti maestri nella sua vita. Ne vuole ricordare qualcuno? Perché pensavo sono importanti i maestri nella vita. Pensavo che era una domanda hard, anche questa, No, ci avviciniamo, ho detto. No, al massimo mi metto in imbarazzo se dimentico qualcuno, però no. Subito devo dire del professore che per me non solo è stato il mio professore, ma anche molto riconosciuto in Argentina e in America Latina, che è il professor Antonino Vivanco, che anche capite che il nome e cognome è abbastanza italiano, anche quello di lui, e che ha tutta mi ha fatto capire i rapporti tra il diritto agrario come strumento della politica agraria, rapporti con la politica, l'importanza del diritto agrario come
come trasformatore, anche non sono stati direttamente professori miei, ma della mia stessa città, il professor Carrera, che anche in Italia è sempre riconosciuto, considerato come uno che ha dato degli spunti per fare poi la teoria del ciclo biologico. Anche lui ha un libro che si chiama Diritto agrario per lo sviluppo, quindi già dall'epoca abbastanza tempo fa vedeva questo rapporto con la politica e la trasformazione della situazione degli agricoltori e anche della povertà, no? Quelli dell'Argentina, anche il professor Casella, che non è stato un professore direttamente mio, però anche un collega con cui ho imparato molto. Qui in Italia il professor sia Alfredo Massar, che abbiamo già nominato perché è stato il mio tutor al Sant'Anna, ma anche il professor Germanon, che è stato il mio tutor all'Istituto di Diritto Agrario e Comparato a Firenze. Però non voglio, questo di fare i nomi sempre è un po' problematico. Ci sono dei professori, perché a questi vecchi professori fa piacere, molto piacere. Sì. Mi ricordo una cosa, per esempio, piccola e umana, del professor Antonio Carrozza, a cui ho conosciuto in Argentina, per esempio, e sempre la ricordo perché è una persona molto riconosciuta nell'ambiente agraristico dell'Italia e del mondo, però invece lui viene e era la mia prima partecipazione in un congresso in Argentina. E quando la gente si alzava per andare a prendere il caffè, lui è venuto dove ero io, che questa cosa mi è colpita, no? Perché anziché andare io a chiedere di conoscerli, chiedergli una parola, è venuto lei con un articolo, come davano le case editrici, no? Come si chiama lo strato di una pubblicazione. Si chiamava Sui prodotti agricoli, infatti me lo ricordo sempre perché anche era un argomento che io mai avevo sentito, di cui non avevo mai sentito parlare. E lui simpaticamente ha voluto conoscermi e mi ha dato questo articolo come un regalo. Questo era un gesto di umiltà che sempre ricordo. E poi ci sono professori anche che non sono stati direttamente miei, però che uno, grazie all'UMAO e all'esistenza di questi congressi, uno può contattare, avere dei rapporti diretti, conversazioni, sia Enrique Ulate o il professor Celedón del Costa Rica. Ci sono moltissimi, non vorrei. E c'è una parte, oltre all'Argentina, dove te poi hai detto sei ritornato molto volentieri a vivere, che per te è l'ombelico del mondo. Sai com'è la canzone? Sì, anche si dice in Argentina così. Si dice. Però lo diciamo in un altro senso, come di darsi molta importanza, no? Sentirsi l'ombelico del mondo, una persona che si sente così. Come città, se devo scegliere, comunque mi hanno insegnato che io non devo scegliere, perché un mio maestro della politica mi dice: chi vuole essere non sarà mai. Questa è una grande insegnanza. E io infatti ho scelto Roma e non sono mai riuscito a vivere a Roma. Avrei voluto essere come agrarista, lavorare alla FAO, dove già mai sono riuscito. Infatti. Mi piacerebbe anche Barcellona, per esempio, in Spagna. Senti, tu sei molto attivo sui social. Molto attivo. Come incidono i social nella formazione di un giurista e poi anche di un giovane? Perché ora veramente questo strumento è diffusivo, insomma. Sì. Secondo te? Sì. È un'emersione ricercata a tutti i costi? Cos'è? È un strumento molto utile per darsi a conoscere, trovare contatti. Penso che serva molto a essere più vicino, per esempio per l'UMAO è importantissimo perché siamo in diversi paesi del mondo, e quindi è molto. Sì. Io ho imparato Facebook perché mi ha insegnato Leonardo, devi assolutamente
Anche con un nome finto, ti ho detto. Mi ha detto, se non lo vuoi fare in modo esplicito, dichiarati con un nome finto. No, figurati Pignola. Sono io. Sì, c'è molta paura in Europa alla riservatezza, per la riservatezza, questioni. Io lo uso dall'anno 11. Con grande applauso di tutti gli altri dell'UMAU che hanno tutti social, perché tutti i componenti dei consigli direttivo, eccetera. Abbiamo ancora paesi dove c'è solo un agrarista che almeno conosciamo noi, e quella persona sola che fa se non è collegato? Almeno aspetta 2 anni a venire a un congresso, e questo mi sembra molto più diretto, una cosa, e anche un'energia che a me è positiva. Io ho messo questo palazzo, una foto per far sapere che sono già qui. C'è uno dell'Ecuador, c'è un altro della Bolivia. Noi abbiamo fatto una prova prima di entrare, mettendo alcune foto degli eventi, semplicemente senza le persone, senza le persone che sarebbero intervenute. Immediatamente nel mondo abbiamo avuto tantissimi contatti di persone che erano interessate, perché l'associazione naturalmente conta membri in tutto il mondo. Quindi io per esempio non lo faccio per promuovere gli articoli, perché avevo ancora insegnamenti di professori più vecchi ancora di me, che dicevano che uno non doveva scrivere sulle proprie sentenze, per esempio essendo giudice, o non doveva promuovere l'articolo che aveva pubblicato, e uno ha ancora quel pudore. Però per uno studente, se tu pensi quanto ti poteva costare arrivare a una casa editrice per pubblicare, poter mettere in evidenza in una rete sociale i tuoi concetti, mi sembra una cosa molto buona. Senti, ma con tutto questo fare, compresi i social, ma che ritmo di vita hai? Quanto dormi? No, hai delle passioni che puoi seguire? Perché vorrei capire questa cosa. No, non voglio fare che sono già un saggio che so vivere, però anche dormo e anche godo, penso che mi godo molto la vita, perché come dicevamo nell'intervallo, anche viaggiando è evidente che io godo di questi viaggi. Prossima riunione abbiamo già deciso, Galapagos. Io sono stato quest'estate, per esempio, sono stato a dicembre a Brasile solo per vacanze, sono stato solo per vacanze in Ecuador e ora sono qui, quindi rinunce ne devi fare? Rinunce penso che le ho fatte tutte già, ora non mi resta nulla a cosa rinunciare, le ho fatte. Eccoci alle domande che nessuno ti ha mai fatto. Perché vivo solo. E comunque scottanti. Vivo solo, non parlo. Su di te. Allora, dimmi un po', dove ti metterebbe Dante Alighieri? Inferno, paradiso o purgatorio? Poi vediamo, perché alla fine votiamo tutti insieme. A lui non l'ho conosciuto, quindi non posso sapere dove mi metterebbe. Magari posso vivere in tutte e 3 le parti bene. Riuscirei, penso. Con lo yoga, con lo yoga. Penso che riuscirei. Anche sarebbe divertente, no? Sì. E ora voglio sapere che cosa guardi in una collega per prima cosa. No, questo non aspettare niente di interessante, dico, no. Anche da bambino mi hanno insegnato, non lo posso dire il detto in spagnolo, però si dice che dove si lavora solo si lavora, diciamo, no? E allora cosa non sopporti in una collega? E so che non sopporto molte cose di molte persone, non sono facile non lo so, perché io non ho problemi con te, quindi non so dire, non so capire cos'è che... La mia virtù è che ho imparato a sopportare me stesso e posso vivere da solo, quindi quando qualcosa quando qualcosa mi fa anche, mi disturba, posso allontanarmi, e sinceramente nemmeno sono diplomatico e faccio capire anche che sono dispiaciuto, però ci sono molti motivi che mi fanno a volte allontanarmi. Trova qualcuno. Delle colleghe professoresse forse
questo interesse per parlare oltre le questioni accademiche, magari. Sapere cose tue? No, parlare degli altri. Pettegolezzo universitario, molto diffuso. Molta vita universitaria di corridoi. Ti dà fastidio? Questo sì. Sì, il gossip accademico, giusto? Questo sì. Senti, lo balli il tango? Ci ho provato, però non è facile comunque, ti dico, no, non è facile. Ci ho provato anche quest'anno, ultimo anno, però poi mi hanno cambiato l'orario delle lezioni, non sono riuscito a proseguire, però sembra che avevo più o meno cominciavo a imparare, però no. Quindi non ti sei mai fidanzato con una tanghera o sì? No. Ma sei fidanzato? No. Sì. Sono libero. Il sogno più grande? Di chi? Mio? No, non so. Vorrei vivere per sempre, non so. E la paura più grande? E non vivere per sempre. Penso che sia questo, forse anche sono molto esigente, quindi paure ne ho parecchie, penso che tutti chi siamo così, no? Che abbiamo paura di sbagliare, di come ci vedono gli altri, paure ne ho molte, si deve lavorare su di quello perché... Senti, abbiamo un Papa argentino, Francesco, che è molto determinato e che vuole riportare la Chiesa a questo culto evangelico. Ci puoi raccontare qualcosa di questo Papa argentino, qualche cosa che te conosci e che noi da europei, da italiani non conosciamo? Posso dire che, non so, sto pensando, aneddoti così non ne ho e non sono molto vincolato alla Chiesa, però lui aveva una situazione importante già in Argentina, sì. Era vescovo della città di Buenos Aires e due cose, per esempio una cosa che mi ha colpito perché vedo una differenza di atteggiamento da quando è qui, che per esempio non sembrava una persona affetta a farsi vedere, a mostrarsi, a pubblicitare le sue inclinazioni per i poveri. Penso che li faceva e li aveva, però non li pubblicitava. E invece sempre mi fa un po' di... meraviglia. Sì, non so se è meraviglia, mi chiama un po' l'attenzione che ora invece sempre visto con dei gesti che sono più, diciamo noi, para la tribuna. Non so se sono ricercati dagli altri, se è una politica, se è ricercato da lui stesso, ma non era così a Buenos Aires. Per esempio si dice sempre che era un uomo, per esempio, che viaggiava in treno e non ho un minimo dubbio che sia così, però mentre era a Buenos Aires nessuno diceva questo. Invece questo si è cominciato a dire da quando è Papa. Lui penso che è una persona umile, che sempre l'ha fatto, ha portato questa vita umile, però non aveva bisogno di promuoverla. Magari ora c'è bisogno, una ricerca di qualcuno di farlo conoscere. Poi l'altra cosa che era molto molto interessato alla politica, come dicono, anche come gesuita. Sì. Come gesuita, e dicono così, non sono esperto nella vita dei gesuiti. Però questo sì, e se ne parlava sempre, che venivano a trovarlo personaggi importanti della politica, che lui faceva dei collegamenti, ravvicinava persone di diversi partiti, quindi una vita anche politica del tipo quasi partidaria e non solo della vita della politica di Stato, diciamo, no? E questo anche, penso che quello forse l'ha portato a prendere il ruolo che ha preso ora, no? Perché... Sì. Senti, ma il miglior giocatore di calcio del mondo è Maradona? Non lo so, penso che il Papa è meglio. Diciamo, io sono agnostico del football, quindi... Allora dici qual è il tuo must?
must sarebbe il tuo massimo. Massimo come persona o massimo per stare bene? Come persona che sta bene. Come persona che sto bene, penso il tempo libero e averlo con degli amici tranquillamente, senza parlare di lavoro, senza semplicemente stare, è una chiacchiera molto con degli amici più sinceri, quelli che ti accompagnano di una vita o anche delle persone più semplici possibili. Non sono abbastanza lontano del jet set, diciamo. Va bene, allora secondo Dante purgatorio. Perché non siamo sicuri che tu ci abbia detto tutta la verità. Questo può Voi essere. avete domande? Questo può essere. Nessuno ha qualche domanda? Allora ringrazio tutti per la presenza e lasciamo libero al professor Pastorino che ha risposto gentilmente a tutte le nostre domande. Vi ringrazio per la presenza e al prossimo appuntamento. Ti ringrazio. Grazie.